1428 Van Eyck realizza un dipinto dove racconta il momento esatto in cui San Francesco d'Assisi ricevette le stigmate all'ingresso della Grotta della Verna. Il santo, inginocchiato e con le mani aperte, ebbe la visione di Cristo circondato dalle ali dei serafini. Il crocifisso fluttuante annuncia l'arrivo delle stigmate. La composizione richiama uno stile iconografico ben preciso utilizzato spesso da Giotto, dove il santo è collocato nella parte destra dell'opera e il crocifisso a sinistra spostato più in alto. Alla schematizzazione riconoscibile e sperimentata nel XIV secolo, Van Eyck introduce una sostanziale modifica mettendo in scena un secondo elemento umano ad accompagnare l'evento miracoloso, Frate Leone. L'uomo è seduto con la testa tra le mani ed è appoggiato ad una roccia. Secondo alcune interpretazioni sta dormendo. Appare come una figura isolata e massiccia, un blocco volumetrico dal colore scuro decisamente vistoso. Lo stretto legame con San Francesco viene evidenziato dalla cordicella del saio che, scivolando lungo un fianco del frate, va quasi a toccare quella di San Francesco. Un simbolo forse come a voler rintracciare una continuità tra il fondatore dell'ordine e i francescani. San Francesco è collocato quasi al centro dell'opera e ha una posa non naturale delle gambe. La posizione tra le ginocchia e i piedi risulta insolita. La sua espressione non sembra né stupita né compiaciuta. È come se aspettasse qualcosa. Il suo saio è ricco di pieghe ed è molto lungo, tanto da toccare il bordo della tavola. Le ferite nelle mani sono evidenti, ma non caricate da quegli elementi soprannaturali come fasci di luce che dal crocifisso irradiano la scena o di aureole. Il paesaggio circostante è diviso in due zone. Nella parte destra si può ammirare un panorama brullo, roccioso, spigoloso. Nella parte centrale c'è una città fortificata, luminosa e con alte torri e popolato da uomini indaffarati. Forse un richiamo alla città di Gerusalemme. Più in basso c'è uno specchio d'acqua con una barca sopra cui remano degli uomini. Dell'opera esiste una seconda copia dello stesso Van Eyck datata 1432 e pressoché identica, custodita alla Galleria Sabauda di Torino.